Io di solito in queste serate parlo male della televisione, ma ne parlo male perché la televisione ne sta consumando a tutti, sta facendo dei danni incredibili, perché fra l'altro la televisione che cosa ha fatto? Ha preso il nostro mondo e noi siciliani questa cosa la sentiamo ancora di più, pigliamo il nostro mondo e lo votiamo a rovescia, no? Cioè il mondo era così, noi lo conoscevamo così, ora lo vediamo in questo modo e guai a chi si lamenta. A così la mente è cretino, perché chi non segue la televisione è cretino, ma ora è possibile che noi possiamo accettare tutto questo. E allora io mi trovavo a Taormina una sera durante le vacanze di Natale e mentre ero a Taormina a un certo punto che cosa ho visto? Ho visto che c'erano tutte queste coppie di sposini con i bambini e c'erano l'uomo che portavano i passeggini e i femmine belle tranquille che passavano e l'uomo oltre al passeggino portava pure la borsa, quindi praticamente la femmina bella che passava possibilmente con la sigaretta a bocca e un maschio che camminava con questo passeggino, borsa con pannolini e roba varia, abbuzzata moglie dall'altro lato e da lontano chi voleva guardare bene vedeva anche qualcosa che arrivava più o meno a questa altezza, no? Come diceva mia nonna, a gonnellina. Una volta in Sicilia dire che un uomo portava la gonnella era un'offesa grave. E allora mi è venuta in mente questa ballata, che non è proprio una ballata, è un rap siciliano. Un munno se votavo alla rovescia. Che c'entra la televisione? La televisione c'entra perché nella realtà molte cose, molti rovesciamenti del mondo sono dovuti proprio a quella che noi chiamiamo la scatola malefica. Una scatola malefica, perché in effetti è una scatola. Ora non è più una scatola perché abbiamo tutti quella a schermo piatto, no? E che sono belle. I cristiani si vedono cotte e rosse e ci stiamo anche abituando. Un mondo si votava alla rovescia e questo tutte quante lo sapemo. La maggior parte della gente è pessa, è meglio che in ta faccia non diciamo. La femmina ora porta i pantaloni e l'uomo in caso fa una femminetta. Tena con posto di guasoni e a mare la chittà di Cirivedda. Se passano coppiette di sposini, chi picciredda ancora a divitti. I mascoli portano i passeggini e i femmini pa' avanti ben diritti. I vecchi vanno fare i picciottetti e i picciottetti sono un po' i vecchi. I maritati si mostrano schetti, parata a festa come tanti scecchi. Se tiene in ta sacchetta qualche soldo, la spendere per forza non c'è scampo. Taccatti chidro che è pulito l'ordo, tanto ogni cosa è fatta con lo stampo. La scatola malefica decide di quando ne suggemo la mattina. Che droga avevamo a fare intanto ride, mosciando si discega una fatina. O mineranno governano mondo, ma spesso fanno come le minchiate. Cercano di spiegare che di sonno, meglio dell'auce sta terra nati. Sono circondati femmine e milioni, a tira fanno tiri cocaina. In te mano scucciolini, coroni, mostrando la vita e religione china. Ma sotto son bruglioni assai, dicono che travagliano pa' gente, ma quando ti succedono i guai, piddi non c'è mai pagare niente. Cu pa' capire è sempre lo sciazzato, lo povero cristiano che travaglia, o mortifame, o vecchio, o malato, o picceriddo, acedio senza scaglia. Mi dissero che la globalizzazione serviva per fare stare buono a tutti, c'è qua la panzachina di milioni, cu invece la vacante dietta rotti. E chi se va avanti in questa terra, che l'ingiustizia vince a manichini. Verrà un tempo in cui vincema la guerra e i forti saranno tutti nachini. Grazie, io vi chiedo scusa, ogni tanto può capitare, io più o meno i pezzi li so a memoria, ma siccome...